L'Athletic Palermo sfrutta la regola dei gol in trasferta e si qualifica ai quarti di finale della Coppa di Eccellenza Siciliana. Finisce 0-0 contro la Don Carlo Misilmeri al Salvatore Favazza di Terrasini. Risulta decisivo l'1-1 dell'andata. Tanto turnover, 5 novità per Giannusa rispetto al 2-1 in casa dell'Unitas Sciacca. Debutto stagionale dal primo minuto per Pucci, Nicolò Corsino e Lucchese. Riposano Giuliano, Gianmarco Corsino, Fricano e Graziano. Oltre a Mondino infortunato. Arriva la prima convocazione per l'ex stella del Palermo Mario Alberto Santana al ritorno nel calcio giocato all'età di 41 anni. 6 cambi invece per Tuminia dopo l'1-1 al 90° a Geraci Siculo. Virzì e Girgenti titolari, fuori solo Eniche. Fase di studio, poi inizia ad esserci qualche occasione, la prima per il Misilmeri con un traversone di Pastorella respinto da Aragone. Risponde l'Athletic con consiglio al volo sugli sviluppi di un calcio di punizione, pallone fuori. Athletic che nel girone A di eccellenza si trova in testa a punteggio pieno con la Nissa, imbattuto in stagione con 6 vittorie su 7, l'unico pareggio proprio con il Misilmeri all'andata, squadra che invece non vince da 4 partite. Una punizione per parte, Caronia va diretto basso e centrale, anche Cosentino non impegna tantissimo il proprio portiere avversario, qualche brivido in più ancora con segno da fuori. Stavolta va più vicino alla porta di Zummo, una zona del campo che viene attaccata nella ripresa. Caronia per Mustaciolo che si inserisce, Zummo fa muro, il Misilmeri controbatte e allora l'Athletic usa la propria carta speciale dalla panchina al 66esimo. Mario Alberto Santana al debutto con la nuova maglia a calcare ufficialmente un campo da calcio dopo 861 giorni dall'ultima volta quando il Palermo uscì dai playoff di Serie C per mano dell'Avellino nel 2021. I colpi di testa diventano un fattore, calcio d'angolo, Athletic stacca Puzzi, abilissimo a smarcarsi ma la manda alto. Dall'altro lato il cross di Lucera per lo Gerfo, a lato, partita interessante, si mette in gioco anche Mercanti, botta, super Zummo qui, spinge nel finale il Misilmeri, la scivolata di Pellegrino dall'allerta agli avversari. I segnali più importanti arrivano dopo, ancora Lucera in mezzo per battere il diagonale verso il secondo palo, vicino a metterla dentro. Entra l'ex Luigi Mendola, colui che sta regalando il passaggio del turno all'Athletic. Colpo di testa anche da parte sua dopo il cross di Mercanti. Minuti di recupero, ultima speranza Misilmeri. Angolo di Lucera, Pellegrino schiaccia a un passo nel beffare tutti e l'Athletic però a passare nonostante lo 0-0. Sono quarti di finale per la seconda volta su 2 in Coppa Italia Eccellenza. L'avversaria si saprà dopo il sorteggio. Nel prossimo weekend la sfida in campionato alla Pro Favara. Misilmeri ha un altro esame tosto col Mazzara 46.